La giornata internazionale della donna oggi all'Istituto Niccolò Gallo con uno spettacolo dell'Associazione Concordia, una scelta precisa, quella di parlare anche un linguaggio che possa essere accattivante per i giovani. Sì, celebrare la giornata per i diritti della donna è non solo un appuntamento annuale, ma è anche una delle manifestazioni e dei momenti di riflessione più importanti nell'arco dell'anno, perché ancora purtroppo lo sappiamo benissimo, in molti paesi o in molte realtà la donna non è considerata alla stessa stregua dell'uomo, non ha gli stessi diritti, e noi invece vogliamo educare le giovani generazioni al rispetto reciproco di genere. È assolutamente necessario e non è mai troppo parlarne, e oggi noi ne vogliamo parlare in un modo diverso, mediante uno spettacolo che l'Associazione Concordia generosamente mette a disposizione della nostra scuola, perché vogliamo anche considerarlo un momento gioioso, un momento da condividere insieme, perché anche in attività apparentemente leggere o comunque divertenti c'è sempre uno spunto di riflessione importantissimo, ed è quello che i ragazzi coglieranno ed è quello che come scuola vogliamo che si colgano, perché educare al rispetto dell'altro è fondamentale, è un principio che sta alla base della Costituzione, ma sta alla base della convivenza civile, e noi educhiamo questi nostri ragazzi a considerare nessuna differenza dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale tra uomini e donne. Siamo diversi perché lo siamo anatomicamente, lo siamo fisiologicamente, ma come si può ben dire ci completiamo a vicenda, ma sia l'uomo che la donna rappresentano delle importanti risorse che si integrano con le loro diverse caratteristiche, con i loro diversi modi di fare, per assicurare un mondo migliore, una società migliore, una scuola migliore, dove nessuno deve prevalere sull'altro. Angelo 5, la compagnia Concordia torna a parlare di temi importanti, lo fa oggi nell'ambito della giornata internazionale della donna, lo fa all'Istituto Niccolò Gallo. Come? Noi abbiamo voluto portare in scena un format particolare in cui diamo voce ad artisti, poeti, cantanti, alle opere che loro hanno fatto dedicate alla donna. Infatti è Women's Day dedicato a te donna, e le nostre donne, i nostri attori porteranno in scena qualche cosa di molto particolare, in cui si uniranno note musicali inframmezzate da monologhi, poesie di grandi uomini della cultura anche internazionale, proprio per dare questo messaggio sul valore della donna sia nel passato ma principalmente attuale, per le conquiste che ha fatto, per le discriminazioni che ha subito e che purtroppo ancora continuano a rimanere. Però noi cerchiamo di dare voce specialmente ad un pubblico giovanile su quello che è il rispetto e la considerazione della donna per quel reale. Si dice sempre, c'è delle frasi della Montalcini, che le donne costituiscono la spina dorsale della società, perché al contrario degli uomini le donne hanno diversi compiti, e nel momento in cui si educa un uomo un bambino si educa un uomo, nel momento in cui si educa una bambina si crea valore per la donna, per la famiglia e per la società.